Quan Calvinignot, i sei graduati spessearono a ritirarsi. Bagoel si era la tende per di fur, dopo deve mandare via gli sguaitis di lì dal soparon. Alle rinduccia di stirarsi, scanati palmasse bevi, e giudite le lasciare in di besolete tende con oloferne, di stirata al soiet ineat al vin. Allora giudite dice alla sosierve, di tignisi pronte furde sottende, d'ogni de chiamare e di spietà che essis come che faceva ogni dì. I veve dit paratri che saresi essude parlava a prea e aveva visato le stesse robe anche bagoe. Tutti erano in la vie di lì e non era restato neanche un, né gran né piccol, te chiamare cal dormive. In pis da proof da liet di oloferne, giudite e dice dentro di sé, Signor, Dio di ogni fuarce, in questo momento, chiale di buon voli lavoro des mes mans, partirà su il buon nome di Gerusalemme. Alle questo il momento di ricreare la tua eredità e di portare a buon fin i miei plans per sfracaiare i nemici che si sono mettuti contro di noi. Allora si svicina alla colonna d'Aliet, giusto la caliera il chiave di oloferne, e distacca la sua imitare. E brincava i chiavei l'uomo di stirate soccove e dice, dammi forza in questo momento, Signor Dio di Israele. Allora immolà due colpi tal quel con tutta la sua forza e distacca il chiave. Poi fece rotolare il corpo a base d'aliet e tira via i draps des colonis. Un lam dopo e salta fuori e consegna il chiave di oloferne alla sosierve, che lo mettete sporte de robe e tutte e due escirono dal campamento come che aveva usanza di fa per la prea. Una volta attraversati il campamento, a girare in torator de valade e a chiappare in la cleve di Betulie e arrivare agli spuartis de citat. Di lontan giudite urberla gli svuaitis de spuartis. Virgeit, spalancait la porte. Dio alle cunno, il nostro Dio, par dopranchimo la sua potenza in Israele e mostra la forza contro dei nemici, come che l'ha fatto voi. Quando gli uomini della città a sentire la sua voce, a spesseare alla iua la porta della città e a clamare gli anziani della città. Dal più piccolo al più grande, tutti erano saltati fuori a viodi, anche perché nessuno pensava che fosse già arrivato. La gente spalancò la porta a far entrare le due femmine a impiare un tic di fuoco per viodi e li cerclari. Dice udite a tutte voci, laudaiti Dio, laudaitelo per da bon, laudaiti Dio che non ha divoltato il suo buon cuore de chiese di Israele, ma che anzi, usgnot, ha fiscato i nemici con la mia mano. In quel e tira fuori de sporte il chiave e ora il mostra. Ve chi il chiave di oloferne, il sorrestante ai soldati di Assur, e ve chi i draps, la caliera di stirat, chiocchi in bale. Il Signor lo ha sfracaiato mediante una femmine. Vive il Signor che mi ha guardato in te me opere, perché la mia muse e ha fatto colà che stom e gli è stata la sua rovina. Con tutto quel non l'ha pecchiato con me, a me vergogna e a mio disonore. Il popolo, tutto scaturito e senza parole, si butta a partire per adorare Dio e poi a berlare con una voce sole. Sei tu benedetto, nostro Dio, che vuoi tu asfiscati i nemici dal tuo popolo. Allora Ozia e dice a Giudite, sei tu benedette, fie dal Dio l'Altissimo,
a preferenza di tutte le femmine da terra. E benedetto sia il Signore Dio, che l'ha creato cielo e terra, che ti ha intrecciate per cionciare dal caporion dei nostri nemici. La fiducia che tu hai dato prove non si scancellerai per mai dal cuore degli uomini, che si viseranno per in eterno de forze di Dio. Che Dio ti dedi una gloria per sempre e una ricompensa di 1000 bens, perché non tu hai sparagnato la tua vita quando che la nostra giornazie era tibiade, ma anzi tu non sei salvato da rovine, camminando con onestà denando al nostro Dio. E allora la gente risponde, Amen, Amen.